Oggi la premiazione del concorso Rassegna Internazionale Biodivino 2025 qui ad Agrigento in occasione di Capitale 2025. Sì, abbiamo voluto approfittare di questo importantissimo evento Agrigento Capitale della Cultura 2025 per celebrare la fase finale della 19ª rassegna Biodivino 2025. Questa rassegna internazionale che quest'anno ha visto protagonisti tantissimi partecipanti, non solo provenienti dalle diverse regioni italiane, ma dall'intera Europa, e che ha dato l'opportunità di spunti e di riflessioni su quello che è il ruolo e la funzione del vino biologico e le potenzialità che questo esprime in Italia e nel mondo. Il vino è intanto uno strumento di dialogo tra i popoli e sappiamo oggi quanto è importante il dialogo tra i popoli. E il vino biologico lo è in particolare perché oltre a questa funzione svolge il ruolo di racconto e di messaggero, di ambasciatore del territorio. Ed è esattamente questo quello che i 20 commissari internazionali che si sono riuniti per 3 giorni a San Martino delle Scale dal 16 al 18 maggio hanno percepito. Questo grande potenziale del racconto del territorio attraverso il vino, che hanno trovato straordinario in tutte le sue forme per tutti i campioni che hanno analizzato, e da lì è uscito fuori quanto ancora può essere fatto per migliorare questa performance, cioè per migliorare la qualità di questo prodotto straordinario per l'Italia, di cui in particolare qui siamo in Sicilia. La Sicilia è diciamo la principale regione quantomeno per la produzione di uva biologica. 3 sono stati gli eventi di avvicinamento. Abbiamo avuto una grande kermesse in Sicilia, la prima, a gennaio, proprio sulla biodiversità viticola. Un importante convegno abbiamo fatto in Puglia alla città di Copertino, e un terzo convegno lo abbiamo fatto a Fortunago, nell'Oltrepò pavese. In questa occasione si è parlato di agrobiodiversità, si è parlato di biodiversità vinicola, ma si è parlato anche di responsabilità di consumi, si è parlato anche di performance ecologica e ambientale e solidale del vino biologico, e si è parlato anche di mercato e potenzialità del mercato, potenzialità economiche di sviluppo per il territorio. È uscito fuori la possibilità di proporre all'Unione Europea una riforma della norma sul vino che va verso una riduzione della quantità di solforosa aggiunta al vino stesso. A tale proposito abbiamo chiuso sostanzialmente un accordo di collaborazione con l'Accademia Italiana del Vino di Firenze. Sarà presente il presidente dell'Accademia questa sera, il professore Di Lorenzo, attraverso cui studieremo un protocollo di buone pratiche per suggerire ai produttori, in primis i produttori che questa sera prenderanno le medaglie per aver fatto già un vino d'eccellenza, a questi proporremo un protocollo di buone pratiche per giungere al vino a residuo zero, cioè un vino a SO2 aggiunta zero. Queste ed altre opportunità offrono le rassegne di questo livello, un momento di approfondimento, un momento di riflessione per procedere in avanti verso la qualità. Sì, oggi è un evento importante che l'Accademia Italiana della Vita e del Vino ha dato il patrocinio, ed è un momento importante perché c'è modo di valutare questa produzione, questo percorso che oggi è particolarmente importante nel comparto vitivinicolo, cioè delle produzioni biologiche. La Sicilia riveste un ruolo di primo piano nel quadro nazionale, ma anche in un quadro più ampio internazionale, e parlare quindi di viticoltura, di biodiversità viticola, di prodotti biologici, gestione sostenibile e biologica del vigneto e della cantina è assolutamente
fondamentale, perché questo è un aspetto sempre più riconosciuto e voluto dai consumatori. Premiare dei vini, quindi delle aziende che hanno raggiunto dei livelli di assoluto valore nella produzione enologica, è la dimostrazione delle potenzialità che questo settore può dare e delle opportunità che può offrire per l'Italia intera, ma in particolare per il territorio siciliano. Giovanni Giardina, enologo, presente a questa 19ª rassegna internazionale Bio di Vino, oggi la premiazione. Ecco, lei ha avuto un ruolo importante nella scelta, nella premiazione dei vini. No, il mio ruolo è stato quello di essere presente come tecnico scientifico. Abbiamo selezionato 20 commissari esperti provenienti da tutto il mondo che hanno valutato qualche settimana fa a San Martino delle Scale e a Monreale i vini appunto biologici che hanno partecipato al concorso. Sono stato anche presidente della commissione. Abbiamo svolto un concorso all'insegna della trasparenza, con una doppia degustazione che di solito non viene fatta in altri concorsi internazionali, perché c'è stata la possibilità proprio di riassaggiare in due momenti diversi i vini. Abbiamo poi eliminato il punteggio più alto e più basso per ogni commissione e quindi stilato una graduatoria di merito che rispetta poi la qualità dei vini appunto di tutto il mondo che hanno partecipato a questo concorso importante che si è svolto nella nostra terra di Sicilia, che è, diciamo, un territorio molto vocato ai vini biologici. Questi vini hanno una particolarità, quale? Sì, sono dei vini che intanto vengono fatti con tecniche particolari, innanzitutto l'aspetto salutistico, sono vini che provengono da vigneti appunto coltivate in biologico e vengono poi vinificate in cantine con delle norme restrittive dove si utilizzano dei prodotti salubri. Quindi il vino biologico è una marcia in più per quanto riguarda appunto la produzione dei vini in generale, e sono vini che poi hanno delle caratteristiche secondo me particolari, perché si riescono a sentire alcune caratteristiche tipo gli aromi e il bouquet in maniera netta, perché il contenuto di anidride solforosa, che è l'antisettico per eccellenza che viene utilizzato, viene messo in dose molto limitate. Quindi sono prodotti che meritano attenzione. Alcuni paesi europei stanno cercando di introdurre questi vini, soprattutto la Germania, la Francia, l'Inghilterra. In Italia c'è anche una fascia di consumatori che predilige questi vini salutistici.